Il colore rosa si è impossessato di una città rannuvolata al termine della settimana forse più tragica sul fronte delle violenze di genere della storia recente del Veneto. Rita Menze, Alessandra Zorzin e poi Doriana Cerqueni, gli ultimi volti di una terrificante scia di sangue che ha riguardato il territorio regionale e nazionale. Solo in questo mese qui sono state uccise 8 donne, 8 femminicidi che praticamente è quasi uno al giorno. Senza contare che da inizio anno, solo quest'anno, sono almeno 50 i femminicidi avvenuti. Ecco, credo che questa non sia più un'emergenza, cioè parlare di emergenza è una presa in giro. Credo sia un fenomeno e che sia una violenza sistemica e endemica. Un fenomeno, non un'emergenza, questo hanno ribadito le manifestanti di Non Una di Meno che si sono date appuntamento al ponte dell'università, colorandolo di nastri che invitano a una profonda riflessione su cultura ed educazione. Non bastano le leggi, l'abbiamo visto con la 194, l'abbiamo vista con le 1000 domande sul DDL Zan, non è una legge che tutela i corpi di tutte, tutti e tutto. Abbiamo bisogno di un cambio sistemico, della formazione nelle scuole, e mi appello anche a voi, mass media, di usare una narrazione che non sia tossica. Non è un gigante buono, il raptus non esiste, è un uomo, è un figlio del patriarcato che decide di uccidere una donna in quanto sua proprietà, in quanto la vita di questa donna non esiste. C'è poi il nodo di un sostegno effettivo ai centri antiviolenza e più in generale al supporto della vittima. Non prendiamoci in giro, l'Italia è dentro la Convenzione di Istanbul, ma cosa sta facendo per finanziare i centri antiviolenza? Chiediamo anche a livello comunale e regionale cosa vogliamo fare per quella che non è un'emergenza, ma è un fenomeno continuo purtroppo. È ora di dare delle risposte chiare. Insieme siamo partite! Insieme